Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta. Vi ricordo subito il numero telefonico per intervenire, 049 4906 054. Buon lunedì a tutti quanti, siamo partiti un po' in ritardo ma per una giusta causa, prima di noi insomma c'era una questione importantissima e oggi parliamo di un argomento che ci piace tanto, le tasse, ma in particolar modo, lo vedete poi anche dal titolo un po' provocatorio, è il Conte bis ci farà morire di tasse, perché ne stiamo sentendo di tutti i colori in questi giorni. Ne discutiamo e abbiamo il piacere di avere in studio con noi Massimo Bitonci, senatore della Lega, benvenuto. Buongiorno a tutti. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Luca Guadagnini, presidente CNA di Padova, che col suo cognome Guadagnini con le tasse, Montagnine con le tasse, insomma, ecco. Poi abbiamo il piacere di avere in studio con noi Giuseppe Tradiello Gradassi, segretario del Partito Democratico di Rovigo. Benvenuto. E allora, stavamo discutendo prima della trasmissione di tante cose, ma in particolar modo si parla sempre in questi giorni adesso di sta tassa sulla merendina, di sta tassa sulle bibite gasate, e dicevamo che almeno pane e salame tecnicamente si spera che non tocchino mai. E allora ci sono molte idee e molte tassazioni che fanno riflettere e un po' scompigliano il pensare del pubblico, perché si è parlato della tassa sul prelievo del contante sui 1.500 euro, abbiamo detto la tassa sulla merendina, la tassa sulla bibita gasata, la tassa di 1,50 euro sul biglietto aereo e l'ultima mi ha fatto riflettere, e che ci fa sentire anche ricchi, l'insalata in busta dovrebbe passare dal 4% di IVA al 22% perché sarà considerata bene di lusso. Che bello, cioè tu compri una busta perché non hai tempo e stai producendo. E Bitonci, com'è la storia? Lei la mangia l'insalata in busta? Io la mangio esclusivamente in busta. Quindi sta facendo outing. Bitonci mangia l'insalata in busta. Anche perché poi alla fine, e quelli che ci seguono lo sanno benissimo, cioè, ormai il sistema della filiera, cioè il produttore e poi l'imbustamento, il lavaggio di insalata è ormai un sistema completamente integrato, quindi io penso anche tutte le aziende della zona nostra sono aziende estremamente efficienti. Nel Padovano abbiamo una delle aziende anche più importanti a livello anche nazionale. E quindi io penso che sia un errore gravissimo quello di aumentare l'IVA su un prodotto che può essere considerato assolutamente un prodotto di consumo primario e non certamente un consumo di lusso, ecco questa. Però adesso, a parte, ovviamente io adesso sono all'opposizione, quindi sono critico su quelle che sono le azioni e le proposte di questo governo, a parte dovremmo vedere la manovra perché ovviamente adesso sono pure così chiacchiere, ma il momento importante sarà il primo passaggio, che è tra pochissimo la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza che farà il nuovo governo, e poi a ottobre abbiamo la manovra di bilancio e quindi è là dopo dove si vedrà in effetti quali saranno le misure che adotterà questo governo. Diciamo che le prime misure annunciate non sono assolutamente piacevoli perché sinceramente abbiamo un tema legato ai consumi interni, quindi al rilancio dei consumi interni. C'è la clausola dell'IVA che comunque va cancellata ed è questo molto importante perché andrebbe a colpire soprattutto i consumi. Se pensiamo in passato, quando è aumentata l'aliquota dell'IVA, abbiamo visto l'anno successivo una diminuzione delle entrate dell'IVA, perché l'effetto perverso dell'aumentare le tasse, questo è adesso non che voglio dire una cosa ma che molti lo sanno, si chiama la curva di Laffer, quando tu arrivi a un certo livello di tassazione le entrate diminuiscono perché la gente comincia ovviamente a evadere o nel caso dei consumi a cambiare i comportamenti, cioè a comprare dei beni che costano meno, anche magari di qualità inferiore. Quindi attenzione a toccare aliquote, anche quelle sulle merendine e sulle bibite gasate. Io capisco che può essere un tema legato a quello che sono le consuetudini, i modi di vita e quindi magari che certi beni possono anche non far bene, però toccare l'IVA o tassare prodotti di questo tipo vuol dire toccare i consumi e quindi andare a caricare quelli che sono ovviamente i budget familiari
per il consumo di elementi che sono assolutamente primari. E allora, poi dopo non faremo la fine, io dico adesso per carità c'è la Brexit, ma se tu prendi il parmigiano o il grana padano, insomma, e vai a Londra, ha il bollino rosso come se fosse tossico, mentre la bibita, perché magari ha la stevia piuttosto che altro, viene passata. Anche su quello bisogna discutere. Tra l'altro io stamattina leggevo alcuni dati che devono essere tenuti di conto, che in effetti l'uso di questi prodotti è utilizzato per, dicevano stamattina Radio 24, non fare pubblicità Radio 24, ma no, non c'è problema. Però non c'è problema, e per l'1% del consumo calorico medio anche dei nostri ragazzi è fatto di questi prodotti, quindi dopo alla fine... Vabbè, però probabilmente questa sugar tax è per un beneficio sulla salute, no, nel futuro nostro, per non andare forse a pesare sul sistema sanitario nazionale. Allora, i gentili colleghi della regia mi dicono che ci sia una telefonata. Pronto, buongiorno, buon lunedì. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti, sono Gianfranco da Padova. Senta, io veramente sono allibito, cioè nel senso che questa gente mette in piedi una cosa del genere, di questo tipo di tassazione, senza pensare, primo, che il gettito sarà minimo, ma il danno che varrà a creare per poi il calo di produzione e di acquisti di questo prodotto. Vedersi quello che è successo con Monti a suo tempo, quando fece tutte quelle operazioni contro le barche, contro chi costruiva le imbarcazioni, che ha distrutto un settore che era la nautica, che era un fiore dell'occhiello. Cioè, veramente sembra che siamo qui a farsi del male. Cioè, io veramente sono allibito, cioè, se questo è il livello di preparazione di questi politici che vanno al mercato a vendere ortaggi, non è possibile accettare che non si pensi il danno che può creare economicamente questa cosa, perché non bisogna, pensate cosa prenderanno 38 milioni, parlano di 30-40 milioni di introito, e il danno che poi creerà, che magari perdita di lavoro perché le fabbriche non producono perché c'è un calo di produzione, eccetera eccetera, cioè, ci rendiamo conto, ma dove vivono questa gente? Grazie signor Gianfranco per il suo punto di vista. 049 49 06 054, ha toccato la questione della nautica. Lei che è presidente del CNA ma anche imprenditore, chiaramente lei qual è il suo desiderio? Perché le tasse sul mondo del lavoro sono ancora tantissime, però bisogna anche capire come non danneggiare i posti di lavoro, mantenerli, sgravare magari anche il lavoratore, anche i dipendenti, penso io. Diciamo che aumentare l'IVA, anche se si vuol dire volgarmente che è una perdita di giro, però poi va sempre a pesare sul cittadino finale, questa non è una cosa che può portare a favore. Detto questo, le imprese le vediamo, sono ferme, non c'è una ripresa, il PIL nel nostro paese non sta aumentando, ricrescita, professionalità per l'inserimento di persone nell'ambito del lavoro non ci siamo. Questa è una manovra che secondo me non porta molto bene, in quanto si vedrà poi a ottobre, come diceva appunto il senatore, quale sarà la legge di bilancio e dove si andranno a recuperare questi soldi, questi 13 o 26 miliardi che dobbiamo recuperare. E si vuole andare a penalizzare sulle merendine? A me vede a pensare che questa non sia proprio la cosa più giusta, perché sui biglietti aerei, insomma è un po' tutto ammantato sull'ecologico, no? Sì, ma anche se pensiamo sul gasolio stesso, sul gasolio stesso, noi come CNA abbiamo fatto poi una dimostrazione che con gli autotrasporti, gli autotrasportatori vengono penalizzati un'altra volta in più. Perché? Perché la concorrenza sleale che arriva dall'estero non ha un'incidenza maggiore sul costo del gasolio, mentre poi riversando queste tasse andrebbero a colpire ancora di più le nostre aziende, impoverendole ancora di più. Specialmente nel settore dell'export, visto che comunque siamo ancora sempre di più in crisi, un po' leader nel quanto riguarda... Vabbè. E poi vedremo la questione della carta unica, questa la chiedo a Tonello Gradassi. La carta unica, racconto, la carta unica. Pronto, buongiorno, che bella idea. Pronto? Buongiorno, sono Franco da Udine Nord. Da Udine Nord perché il sud non le piace, vive a nord Udine Nord. Mi sembra che sia Bitonzi quel bruto che è sulla destra, no? Sì. Mi sembra che sia Bitonzi. Allora, perché Salvini non si allea con le destre e finiamo e sbattiamo fuori questa sinistra? Perché non alleandosi avremo anche poi Berlusconi contro. Adesso è venuto Macron ed è venuto anche Maier.
Perché nei suoi aerei non gli avevano caricato gli extracomunitari che volevano prendere il 25%? Perché? Siamo proprio stupidi noi. È come la cosa dei carabinieri, non so che dicono. Ma perché? Perché non li abbiamo caricato? Sono venuti qui a fare che cosa? A far passerella? A fare che cosa sono venuti qui? E nessuno gli ha detto prendigli su e portali a casa. E poi non con il pullman, che dopo a Roma ne scaricano 10, a Milano ne scaricano altri 10 e portano via assieme il pullman vuoto. Ma possibile che siamo stupidi veramente? Grazie e mandi. Allora, grazie signor da Udine Nord, perché ci ha tenuto, Franco, bravo, perché il mio collega della regia è stato più bravo, Franco da Udine Nord, che ci ha detto il suo punto di vista. Ma intanto Salvini comunque su qualche regione si sta alleando, no? Adesso devo andare in pubblicità, porti pazienza Giuseppe Ternello Gradassi, io dopo la interrogo su questa carta unica, che è un'idea della sottosegretaria all'economia, pensi, ecco, Alessio Villarosa. Una bella carta unica dove mettiamo insieme la carta d'identità, il codice fiscale, diventa anche una carta di credito. Wow, il grande fratello è superato. Diciamo che non è una cosa dell'essere no, però 049 è tornata fuori 049 4906 054, così rispondiamo sia, cerchiamo di capire cosa potrebbe essere questa carta unica, tra virgolette, e poi rispondiamo anche al signor Franco di Udine Nord, Giuseppe Ternello Gradassi, perché insomma ha detto, siamo un po' tutti quanti sciocchini. Ecco, torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Adesso vediamo, un giorno manderò, come se vedi qui in onda, i nostri intervalli pubblicitari che sono veramente carini. Parlavamo dell'Italia, solo che è al quarto posto per gradimento turistico. Comunque, telefonata da casa e poi arriviamo a Giuseppe Ternello Gradassi. Pronto? Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, Antonio da Padova. Prego. Bene, stamattina ho sentito la Lamborghese, quella del ministro degli interni, che è andata là a Malta a trovarsi con gli altri 3 ministri di Malta, Germania e Francia per discutere sulla suddivisione di questi sbarchi, la restribuzione di questi sbarchi. Cioè, io mi domando, ma quando c'era Salvini si discuteva per il blocco. Noi qua andiamo a Malta per discutere la distribuzione volontaria, automatica di questi sbarchi. E ha detto anche che praticamente vengono suddivisi solo gli sbarchi, cioè non gli sbarchi, gli salvataggi che vengono effettuati in mezzo all'Adriatico. Non vengono suddivisi gli sbarchi che vengono noi altri, hai capito, che vengono qua, quelli spontanei, quei 30, 20 che sbarcano, quelli non vengono divisi. È un'altra cosa. La Francia non accetta solo quelli che chiedono asilo politico. Ma mi scusi una cosa, ma il nostro ministro degli interni, ma che cavolo è andato a fare a Malta? A trattare che cosa, Dio santo? A trattare che noi ci teniamo tutto il resto? Cioè, mi pare assurdo, ma vedete conto che noi sappiamo che parliamo delle manovre qui e là e questi qui autorizzano a venirci qua, ma io non lo so. È stupito dal ministro, dice dovrebbe occuparsi di cose più importanti come la situazione economica che stare là a pensare, però bisogna occuparsi anche di questo. Allora, io la ringrazio davvero molto, 049 49 06 054, no aspetta, 54 sì, carta unica, quindi c'è questa idea che torna fuori, vabbè, a più riprese, per cosa? Intanto dare questa identità digitale, Ternello Gradassi, sì. Che vabbè, vediamo. Poi metterci insieme sul mazzo diciamo, il codice fiscale, una possibile carta di credito e la carta d'identità. Ammazza. Beh, fa parte della semplificazione, fa parte anche probabilmente di un progetto per agevolare le persone e tutto il resto, di renderle più partecipi di una vita che ormai è sempre più digitale. È anche vero che anche solo per la carta d'identità elettronica siamo ancora ai primordi, per cui è un lavoro che si deve predisporre e che si sta predisponendo anche su dei progetti europei, sui vari collegamenti,
È un obiettivo su cui si può mirare, ma non penso che sia l'esigenza più impellente del momento, insomma, anche o la cosa che il Paese ha maggior bisogno. Sicuramente è un obiettivo futuro su cui dovremo arrivare e dovrà facilitare la vita del cittadino, perché è indubbio che dobbiamo sia combattere l'evasione fiscale che vale tot, circa 120 miliardi all'anno, sia la disorganizzazione burocratica del nostro Stato che vale alle imprese e ai cittadini un altro deficit di 220 miliardi. Per cui se questo va in questa direzione è virtuosa, sicuramente ci può favorire tutta l'Italia e tutto il Paese. Naturalmente dobbiamo vedere, come ha già detto il Senatore, la manovra di bilancio che ci verrà presentata. Quello che viene presentato adesso mi sembra che siano voci disparate ed estemporanee. Tutto può avere un senso e tutto può avere una sua identità nel momento in cui fa parte di un progetto. Dire questo o quell'altro può essere sviante e anche creare delle polemiche che riterrei anche inutili. Indubbiamente puntare verso una società e un'economia più green può portare dei vantaggi a tutti, ai cittadini, con degli sgravi delle cose. È indubbio che se guardiamo adesso la questione dell'energia, nell'ultimo anno è stata raddoppiata la quota potenza, che è un'altra accisa che hanno pagato tutti, sono stati pagati maggiori costi di trasporto, però l'energia quest'anno, guarda caso, non è aumentata neppure nei periodi di luglio ed agosto, perché ormai con le rinnovabili siamo arrivati a un livello tale, oltre il 19%, il 37% in Europa, che il mercato, anche se il petrolio ha degli sbalzi, va su e giù, rimane stabile, un po' perché c'è un'economia ferma, ma un po' anche perché c'è questa calmierazione che deriva da un'economia green. Quindi dice che puntare sull'economia green è il nostro futuro. È un futuro che può dare progetto, può dare lavoro, può dare tante cose. Indubbiamente negli Stati Uniti questo è avvenuto e sta avvenendo anche da noi. Dobbiamo fare quei cambiamenti culturali che sono necessari, naturalmente l'accisa sulle merendine, sulle bibite gasate in alcuni paesi europei c'è, in altri è stata tolta, non so quanto possa influenzare sulle cose. Un discorso migliore, un discorso per un servizio migliore o per una cultura migliore al consumo, per evitare gli imballaggi di plastica o pseudoplastica, non voglio parlare delle buste dell'insalata, indubbiamente è necessario, come è stato fatto per le sigarette e per altre cose, però ci devono essere dei reali vantaggi per i consumatori e specialmente per le fasce più deboli. Però bisogna anche, per esempio, citare anche il pacchetto di sigarette, ma non ha funzionato granché la campagna, perché alla fine c'è la psicologia ci dice, io consumo 2 litri di Coca-Cola al giorno, se me li aumenti, di bevanda gassata, perché non possiamo dire marche. Se me li aumenta i 50 centesimi non è che cambio la mia abitudine. No, questo sto dicendo. Ma senta, l'Ox durante la presentazione dell'interim dell'Economic Outlook, la raccomandazione che è venuta da Lauren Boone nel corso della conferenza stampa di presentazione a Parigi è stato che ci vuole uno shock per l'Italia. L'Ocse chiede al Paese di aumentare gli investimenti pubblici, ma però bisogna aumentare la pressione fiscale. Questo è il che è fuoriuscito. Ma che ricetta è? È dell'Ocse? È una ricetta che qualcuno propone, ma che non credo che riteniamo di voler accettare, perché mi sembra che le indicazioni che sono state date dal ministro Gualtieri e anche per il motivo per cui siamo andati al governo sia di dare uno stipendio in più per i lavoratori, ridurre il costo del lavoro e aumentare gli investimenti, per adesso di tassazione e evitare l'aumento dell'IVA. Per cui questa è la linea su cui penso stiano lavorando per la misura economica che si vede a ottobre. Dopodiché quando ci sarà decideremo. Giudicheremo e diremo maggiormente la nostra. Allora, ci sono tante questioni sul piatto, anche perché in Italia l'evasione dell'IVA sta al primo posto, al secondo posto l'illusione dell'IRPEF, al terzo l'IRES, il quarto l'IRAP, il quinto l'IMU, il sesto l'IRAP, il sette il disavanzo delle entrate contributive a carico del datore di lavoro. Sono tantissimi soldi che se ne vanno ed cosa è più democratico se non ad esempio aumentare l'IVA, che così la spalmiamo su tutti e chi paga e chi non paga. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io sono un'anziana di quasi 80 anni.
volevo chiedere una cosa. Parlano tanto di queste carte di credito per tutto, per comprare tutto. Io non so nemmeno adoperare i telefoni che ci sono in giro, io adopero soltanto i cosi. Già si paga in banca una tassa, e anche abbastanza alta, più di quasi 5 euro al mese. Cosa vogliono mettere in giro le carte di credito e gli anziani con cosa vanno a fare la spesa? Quindi è preoccupata perché dicono che la moneta digitale potrebbe spaventare. Per me non saprei operare niente. Poi forse magari, come succede in tanti paesi, ti sfugge anche magari l'idea di quanto stai spendendo e potrebbe complicare un po' la vita. Se posso intervenire su questa cosa, perché l'ho seguita io in prima persona, tanto che è alla firma, io spero che questo governo lo porti avanti, un protocollo d'intesa con tutto il sistema interbancario per cancellare le commissioni, perché questo è il tema delicato. Siccome è sul tavolo del Ministro ancora ad agosto, Tria ovviamente non è più il Ministro dell'Economia e spero che il neo Ministro la porti avanti anche se ha altro colore politico, perché abbiamo chiuso un accordo in modo che il tema dell'esercente, perché il costo non ce l'ha ovviamente il detentore della carta, perché diamo un'informazione corretta a chi ci segue, cioè non ci sono costi sui pagamenti della carta di credito, cioè c'è ancora questa cosa che gira che pagando con la carta di credito c'è un costo, non è vero, quindi diciamolo, perché se no si disincentiva un sistema di pagamento che invece fa in modo che anche gli anziani non vadano via con i soldi in tasca, che è pericoloso, e tenere i soldi in casa e così. Allora, noi della Lega non siamo assolutamente favorevoli alla riduzione dell'utilizzo del contante, cioè per legge, però siamo favorevoli all'introduzione di meccanismi che incentivino i sistemi di pagamento elettronico. Pensate che in Norvegia il 94% delle transazioni vengono effettuate attraverso pagamenti elettronici. Noi siamo sotto il 15-20%, cioè siamo quando la media europea è sul 30-35%. Allora capite che c'è ancora un balzo importante da fare. Allora, se togliamo il tema delicatissimo che è il costo, perché il costo l'esercente non può avere il costo e deve pagare su una... per quello che dopo sceglie il pagamento in contanti invece che o mette il cartello o rotto il banco, quindi alla fine se noi incentiviamo questo, facciamo in modo che intanto è una importante lotta di contrasto all'evasione, soprattutto in una certa parte del paese. Non voglio fare il leghista, però sappiamo benissimo, se noi andiamo a vedere la rappresentazione a livello geografico dell'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, sappiamo che in alcune zone tutte le transazioni vengono effettuate esclusivamente in contanti e che quindi anche con altri sistemi è difficile. Se noi invece incentiviamo l'utilizzo dell'utente in maniera volontaria della carta di credito anche di questa persona anziana, che potrà continuare a pagare in contanti, perché è importante però avere la carta di credito, non portare via i contanti, sapere che non ha nessun costo neppure per l'esercente, è una cosa secondo me estremamente positiva. Allora io devo andare in pubblicità, poi è anche interessante perché poi alcuni istituti bancari, ormai tutti, ti mandano anche un messaggio di quanto hai speso, quanto non hai speso, quindi alla fine alla fine della giornata forse dice ho speso 25 euro. Sotto i 10 euro vuol dire che tutti i piccoli pagamenti possono essere effettuati tranquillamente con la carta di credito del bancomat. Allora io devo andare in pubblicità, 049 49 06 054, poi torniamo e continuiamo a commentare la questione della tassazione, di che tasse andremo a parlare da qui fino alla presentazione della finanziaria. Torniamo dopo. Non capiscono questo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, avete sentito il presidente della CNA Luca Montagnin che sta un po' commentando, stiamo ancora parlando di questa carta di credito, se è utile o non utile, abbiamo anche messo in piedi la questione di consapevolezza del spendere, che poi non finiamo come appunto gli americani che
hanno un sacco di debiti e non ce la fanno a mandare avanti neanche a pagare un affitto. C'è anche questo, la consapevolezza, cioè il governo dovrà, come dice Bitonci, anche accompagnare, aiutare queste persone. È molto pubblicità progresso questa cosa qua, insegnarla anche a livello scolastico ai nostri ragazzi, l'educazione finanziaria, che non è una materia che è inserita nei programmi, però ormai, visto che i nostri ragazzi sono il futuro digitale e sono nativi digitali e usano telefonini già adesso loro e pagano col telefonino più anche magari di noi. Dobbiamo dargli un'educazione finanziaria seria, sapere fin dove possono arrivare. Dobbiamo riuscire a mettere in piedi dei meccanismi. Noi come CNA ad esempio facciamo la Cittadini Card, che è un sistema rivolto ai pensionati per aiutarli poi in determinate realtà nella compilazione degli F24 piuttosto che degli altri documenti, ma anche poi sulla gestione dell'innovazione, della digitalizzazione e anche di queste carte, perché capisco bene la signora che parlava prima, sono in difficoltà, ma io vedo anche i miei genitori che sono in difficoltà di per sé. Perché ma qual è la paura secondo lei ad esempio? La paura è quella di non percepire più il senso del denaro, no? Per cui io ho questi soldi in mano e so che questo posso spendere di più o di meno. La carta non mi dice quanto sto spendendo, non percepisco più questa cosa importante, no? E la carta spende, a un certo punto magari mi vengo a trovare che non ho più soldi, e mi indebito, no? Oppure vado a prelevare ancora dei soldi su uno stipendio o su una pensione che viene dopo, oppure ho paura perché digitare questi PIN, no? Vengono poi copiati, duplicati, per cui mi sottraggono ancora dei soldi. Tutta questa incertezza che sicuramente è frutto di non aver accompagnato questi meccanismi, perché l'innovazione dobbiamo seguirla, dobbiamo stare al passo, ma bisogna accompagnare le persone a questo meccanismo, all'innovazione. Perché così si combatte l'evasione fiscale, come diceva. Esatto. Pensiamo che abbiamo 20 milioni di persone che sono pensionate, per cui 20 milioni dovremmo pur fare qualcosa per ad aiutare i nostri cittadini a utilizzare questi strumenti importanti. Però, come diceva anche Bitonci prima, il problema è anche la diseducazione che abbiamo ricevuto anche magari dagli esercenti, perché questo è... Maturità. È indubbio che nelle economie giovani o che si erano appena liberate dopo il muro, dare la carta di credito ha creato dei gravissimi disagi, perché la gente credeva di poter spendere quel che voleva, in 5 giorni aveva già quasi rovinato la famiglia, ma lì erano gli istituti bancari che se ne sono approfittati. La nostra è una società più matura sicuramente, anche da quel punto di vista lì, anche come risparmio, come tutto. È indubbio che bisogna dare delle sicurezze, delle maggiori sicurezze e delle maggiori certezze e delle consapevolezze su come si vuole spendere. Chi ha l'acqua comunque ci sarà sempre, però è anche vero che c'è la necessità che siano più consapevoli di quello che succede. Indubbiamente tutti i mezzi, il messaggio sul telefonino, l'estratto conto, sapere che ti arriva il pagamento tutto in una volta agli inizi del mese dopo, tutto il resto, rendono più facile questo controllo di spesa a chi utilizza la carta in maniera intelligente. Quindi dice che questa incentivare le persone al pagamento elettronico digitale è buono, perché ogni anno se ne vanno 35 una volta tanto sono d'accordo col senatore, euro. Perché meno soldi in tasca, meno rischi hai, meno problemi hai, e in più ci sono le assicurazioni, se ti clonano il numero sei coperto, cioè la gente lo deve sapere, e che è gratuito, per cui anche solo andare in banca a prelevare ti porta via del tempo, dei costi, lievi costi, fare tutto direttamente in maniera digitale ti libera anche dei momenti di vita. Ma secondo lei, quindi, come ecco, diceva il senatore Bitonci, anche agli anziani, col contactless non occorre neppure più digitare o firmare, ecco, quindi è molto avanzato il sistema. Sì, sotto i 25 euro c'è sotto i 25 euro ci bisogna per i pagamenti, basta avere l'accortezza di mettere la carta di credito all'interno di una di quelle copertine che ovviamente limitano la possibilità di copiare poi i dati all'interno della carta, ma è una stupidaggine, quindi fatto questo i ragazzi in famiglia devono avere una determinata... Ma secondo lei, come io vedo anche... allora io devo prendere la telefonata, però volevo chiedere una cosa sulla Traniello Gradassi, e prendo la telefonata, e siccome abbiamo 35,6 miliardi di evasione all'anno, di evasione proprio solo dell'IVA, e quindi il Sud Italia potrebbe contribuire di più, ci pensi dopo la telefonata? Pronto, buongiorno, perché dice il senatore al Sud, cioè insomma lì devo prendere la telefonata.
telefonata. Pronto, buongiorno. Chiedo. Pronto, buongiorno. Buongiorno, io telefono da Vicenza e sono una pensionata anch'io. Ho sentito la signora prima che si preoccupava perché aveva 80 anni e non riusciva a fare con le carte. C'è già la carta PostaPay. La PostaPay si fa la spesa tranquillamente, si paga anche un caffè. Non c'è bisogno di avere sempre contante in tasca, io mi metto i soldi che servono per la spesa e vado benissimo con questa PostaPay, perché farne un'altra? C'è già. Dice, la mia, mi basta la mia, me la so usare, non ho paura, la accettano ovunque. No, perché non ho paura, brava. È molto semplice, al supermercato, al bar, qualsiasi posto, qualsiasi spesa minima alta va benissimo. Grazie. Volevo rispondere anche che moriremo veramente di tasse con questo governo. Grazie signora, grazie. Prego, buongiorno. Grazie, Trello Gradassi. Allora, le sacche principali che vengono descritte dalle analisi è che il Sud Italia evade. Così col pagamento elettronico ad esempio avremo meno tasse, non avremo merendina tassata, avremo il biglietto euro aumentato, è così? Ma io non so se nel discorso di un miglioramento della green economy e delle nostre abitudini non avremo la tassazione una maggiore accisa sui voli aerei o sulle merendine, questo non lo so. Sicuramente l'evasione fiscale totale va di pari passo con l'inefficienza burocratica dello Stato, la quale deve essere assolutamente migliorata, ma non solo nel senso della verifica delle tasse, ma anche nel senso di qualsiasi cosa che un'impresa, un cittadino abbia bisogno di fare o progetto voglia presentare, o di qualsiasi tipo di servizio. Questo è indubbio. Che ci sia un gap fra nord e sud probabilmente proprio anche su questo tipo di servizi probabilmente è acclarato e accertato, perché ne abbiamo già fatto altre trasmissioni sull'argomento. Sicuramente sarei molto meno blando nei confronti degli evasori totali e di chi usa capitali non di buona provenienza. Allora, scusate, vi faccio dare la replica dopo la pubblicità, perché dobbiamo andare in pubblicità. Mi porti pazienza, perché mi dicono proprio dobbiamo andare in pubblicità. Porti pazienza, è andata così perché siamo andati molto in ritardo e poi vi faccio parlare tutto l'ultimo blocco. Noi andiamo in pubblicità, torniamo subito dopo con la replica di Massimo Bitonci. A dopo. Molte non paghi più nulla. Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Allora, Bitonci, ha sentito cosa ha detto Gradassi? Volevo intervenire. No, siccome il tema di queste ore, di questi giorni è la lotta all'evasione e le dichiarazioni del Premier Conte di ieri e l'altro giorno sono state molto dure, dicendo bisogna introdurre le manette per gli evasori. Io ieri, ma gliel'avevo detto anche 2 mesi fa quando ero sottosegretario, abbiamo fatto un incontro con Bonafede in legge di conversione del decreto fiscale, gli ho spiegato che il decreto legislativo 74 del 2000 prevede già le manette agli evasori anche in casi minori, quindi il tema non è le manette agli evasori, il problema è scovare i grandi evasori, il problema è fare applicare le norme, perché continuare a dire con tanto di applausi adesso noi introdurremo una norma che introdurrà per la prima volta l'arresto alle manette agli evasori, dice una cosa non vera, perché il decreto legislativo del 2000 prevede già tutta una serie di tipologie che prevedono l'arresto e quindi sanzioni anche di carattere penale, di carattere quindi detentivo. Ecco. Dopo l'evasione fiscale, come dicevo prima, si combatte in vari modi. Il primo modo è quello di abbassare le tasse, perché se tu abbassi la tassazione, come dicevo prima, se introduci magari l'esperienza sulla flat tax sul regime forfettario, che è stata una mia idea introdotta lo scorso anno e a cui hanno aderito 1,5 milioni di partite IVA, cioè dei numeri grandissimi, in cui si paga il 15% fino a 65.000 euro di volume d'affari e dal 1° gennaio doveva essere 100.000 euro di volume d'affari, che probabilmente questo governo non vuole più portare avanti, ma adesso vedremo.
vedremo, cercheremo anche noi di fare gli emendamenti e cercare insomma di spingere il governo. È stata molto positiva perché si parla di semplificazione, cioè no contabilità con questo regime, quindi una piccola ditta che ha questo volume d'affari non tiene la contabilità, mi hanno odiato tutti i colleghi commercialisti, ovviamente per questo, non tiene la contabilità, fa solo la dichiarazione dei redditi, indica il volume d'affari e paga il 15%, quindi semplificazione massima. E quindi è semplificazione, è taglio delle tasse, quindi se noi introduciamo delle flat, cioè un sistema di tassazione quindi proporzionale e non progressiva a scaglione come l'IRPEF, potremmo ottenere quello che si dice adesso, il taglio anche del cuneo fiscale, poi bisognerebbe spiegare bene anche a Conte e a Di Maio quando parlano che insomma cuneo fiscale è una cosa, cuneo contributivo è un'altra, perché si fa una confusione tremenda fra queste cose. Il cuneo fiscale è il cuneo relativo quindi a tassazione IRPEF, no? Il cuneo contributivo è relativo ai contributi, quindi quando loro parlano del taglio del cuneo contributivo e parlano del taglio della tassazione IRPEF non c'entra niente, cioè confondono due cose che sono completamente diverse. Quindi la prima cosa è, concludo, è la riduzione della tassazione per tutti. Se tu riduci la tassazione si allarga la base imponibile e dopo bisogna fare i controlli anche sulle grandi evasioni. Io facevo prima un ragionamento quando a microfoni spendi. Airbnb, va bene, Airbnb dovrebbe pagare 250 milioni all'anno. C'è un contenzioso che noi abbiamo portato avanti al MEF contro Airbnb perché sugli affitti brevi non versano la ritenuta che è prevista. Quindi ci sono anche un tema legato alle grandi evasioni. Vabbè, alle grandi piattaforme anche web che vanno assolutamente. Allora, questa tassa unica No, va bene, poi per la CNA, voi che rappresentate... Per la CNA è stato comunque aver aiutato le nostre piccole imprese a riuscire ad andare avanti perché comunque con la tassazione che c'è. Se prendiamo ad esempio il total tax rate, cos'è questo total tax rate? È quanto un'azienda deve lavorare oggi per pagare le tasse allo Stato. Padova è al 21° posto, stiamo pagando fino ad agosto le tasse per lo Stato. Quindi dal 1° gennaio, dal 1° gennaio fino ad agosto, fino al 31/08, più o meno insomma, esatto, lei sta pagando per 8 mesi le tasse allo Stato italiano in assenza di programmazione. I piccoli che hanno aderito al regime forfettario, quelli piccoli no, ma quelli un pochettino un po' più grandi, certo, no? quelli piccolini sì hanno avuto vantaggio perché logicamente con 100.000 euro... un regime forfettario destinato al 15% di prelievo, questo assolutamente ha dato anche aiuto a una certa ripresa a far ripartire. Non solo quello, però se guardiamo adesso le imprese un po' più strutturate che noi rappresentiamo, perché rappresentiamo dai piccoli a un po' più strutturate, lavoriamo fino ad agosto per pagare le tasse e tutto quello che c'è, da agosto fino a dicembre per produrre reddito in azienda. È una cosa impossibile questa, dobbiamo lavorare per riuscire ad abbassare la tassazione che ha le imprese, perché l'impresa oggi non riesce più a fare investimento, non riesce a fare più export come doveva essere fatto e lottare contro la concorrenza che c'è. Ma non solo dico questo, pensiamo alla fatturazione elettronica, l'azienda ha dovuto comprare strumenti elettronici idonei per poter fare poi la fatturazione elettronica. Da domani, chi a luglio, chi a gennaio, incomincerà il documento fiscale, no? Per cui il documento che servirà al posto dello scontrino della ricevuta fiscale, il documento commerciale, e anche lì le nostre aziende dovranno comunque investire, spendere dei soldi, e questi soldi a chi è che li giriamo poi? Dobbiamo sempre sobbarcarci noi, e questo decreto crescita, l'articolo 10, detrazione fiscale, il 50% sconto fattura, ma stiamo scherzando? Questi sono temi veramente importanti che le nostre aziende sono in difficoltà. E quindi siete preoccupati con questo governo? Quindi. Assolutamente, vediamo se questo governo riuscirà a modificare o bloccare questo decreto crescita, specialmente l'articolo 10, perché dire a un'azienda fai lo sconto del 50% al cliente vuol dire chiudere l'azienda. A favore di certe lobby che oggi non aiutano. Tassa piatta e voglio ricordare che il 95% delle aziende che sostengono il reddito e che sostengono l'economia italiana è fatta di artigiani e noi come CNA stiamo portando avanti questa realtà qui, perché è impossibile pensare che un'azienda oggi deve pagare l'8% alla fonte quando sta facendo un lavoro sul risparmio energetico o sul green, 50% devi incamerarlo spalmato in 5 anni, ma stiamo scherzando? Come fanno queste aziende? Come fanno queste aziende? Come fanno queste aziende? Giuseppe Tenello Gradassi, allora questa tassa piatta avrebbe potuto portare buoni benefici perché la gente avrebbe dichiarato molto più volentieri e sarebbe stata anche una semplificazione lavorativa. La tassa piatta
per alcuni paesi emergenti e che hanno iniziato la loro organizzazione, anche come i baltici. Vediamo anche la Lettonia che è indipendente dal 92, ha applicato l'aliquota unica, però sono 2 anni che adesso applica 3 aliquote, cioè man mano che l'economia progredisce c'è la necessità di dare un'equità e una progressività alla tassazione. Sul fatto che le imprese debbano avere una minore pressione fiscale è altrettanto vero, però non possiamo limitarci al reddito, perché la flat tax sarebbe stata solo sul reddito, perché quello influisce solo su 1/5 delle tasse che in pratica o servizi che un'impresa paga o la Tari o altre cose, per cui o servizi su cui si paga la CISA. Naturalmente quello che ha detto il senatore per i redditi fino a 65.000 euro, il forfettario va bene per quelli che hanno dei bassi consumi o che hanno poco da scaricare, perché quelli che avevano dei consumi di servizio alti o qualcosa da scaricare sono rimasti sul sistema precedente. Il lavoro da fare è grandissimo. Indubbiamente gli studi di settore avevano dei problemi, però anche l'ultima iniziativa che c'è stata ha creato dei grandissimi problemi. Infatti il pagamento delle tasse è stato spostato, i commercialisti sono in sciopero perché da luglio ad agosto hanno avuto 7 circolari diversi con 7 indicazioni e 7 interpretazioni diverse, che è un affinamento delle cose, ma sicuramente non facilita e non fa costare di meno le cose. Per cui la pressione fiscale deve essere certamente razionalizzata, come devono essere razionalizzati quei servizi, perché noi dobbiamo parlare di merendine, bottiglie, gasate e tutto il resto. Se una migliore economia green, un migliore sviluppo dei servizi mi consente i risparmi, questi devono andare nelle tasche di chi fruisce di questi servizi, mentre abbiamo visto che anche beni come l'acqua potabile o altre cose in questi anni dovevano essere razionalizzati, dovevano essere questo, e invece non è andata così. La differenziata nei nostri territori è migliorata, ma non abbiamo avuto quel ritorno economico che anche le imprese virtuose meriterebbero. Questo è quanto. Allora io faccio, se vuole dare una rapidissima risposta, sono già sforati, però era meglio tenersi la flat tax e così sarebbe io continuo a essere, avendo guardato e lavorato all'interno per un anno, e diciamo che cose di riforma del sistema fiscale le abbiamo fatte, ovviamente si è interrotto poi con la caduta del governo e spero che molte cose siano state, che vengano portate avanti dal nuovo governo. Io sono sempre convinto comunque che la tassazione è molto alta e il sistema fiscale italiano è molto complesso. Un primo passo che si potrebbe fare, io sono d'accordo e ho accettato, insomma, e capisco che il PD, sulla nostra proposta per esempio di unificazione dell'IMU con la Tasi, la stanno valutando anche positivamente, anche perché i 5 Stelle avevano dato l'ok, questa è una proposta nostra, anche là abbiamo la stessa base imponibile ormai, cioè tra IMU e Tasi c'è la stessa base imponibile, 2 tasse diverse, tanto vale, costa meno di 1 miliardo cancellare la Tasi per 5 milioni di contribuenti, cittadini, e quindi io dico, sono dei soldi secondo me investiti bene, cioè nel senso che nel momento in cui noi vogliamo togliere la Tasi, lasciamo solamente l'IMU, andiamo a beneficiare a 5 milioni di cittadini contribuenti, quindi ci sono delle azioni da fare che hanno un costo abbastanza limitato, però un grande beneficio anche dal punto di vista. Se pensiamo al 770 o se pensiamo anche al tema dell'IRES, no? Sull'IRES basterebbe fare un ragionamento legando per esempio la tassazione e togliendo quel tema delicatissimo che è il doppio binario civilistico e fiscale, no? Perché? Perché nel momento in cui tu hai 2 regimi di tassazione, se tu unifichi il sistema fiscale
a quel punto togli anche molti quadri della dichiarazione dei redditi, cioè ci sono tante cose da fare, buone prassi sono iniziate, che io spero questo governo adesso speriamo tutti sul lavoro perché fatto continui il lavoro fatto da facciamo dal governo che, precedente. come dovrebbe essere la buona prassi, che la buona politica, le buone azioni non vadano buttate via solo perché si cambia colore di giacchetta, e questo siamo tutti penso d'accordo. E io ringrazio davvero molto il senatore della Lega Massimo Bitonci per essere stato lo dico con in fine noi. di trasmissione, non sono senatore, cioè sono deputato, Vabbè, però va bene. perché ormai Lo dico perché... ringrazio Luca Montagni, presidente della CNA di Padova, ringrazio Giuseppe Toriello Gradassi, segretario del Partito Democratico di Rovigo, ringrazio tutti coloro che hanno chiamato. Mi dispiace per non essere riuscita a passare tutte le telefonate, ma l'argomento è molto molto importante, difficile, dobbiamo di parlarlo. Noi torniamo domani e ci mangiamo un'insalata in busta per oggi. Arrivederci.